I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato e posto ai domiciliari il titolare di un'azienda agricola di Gela, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Secondo le Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura, vengono sfruttati 21 lavoratori di nazionalità italiana ed extracomunitaria. In particolare, l'imprenditore gelese avrebbe assunto braccianti agricoli da destinare alla coltivazione e alla raccolta di frutta e di ortaggi nelle serre e sui campi di sua proprietà, approfittando del loro stato di bisogno. L'azienda agricola, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sottoposto sotto controllo giudiziario. Sono diverse infatti le testimonianze raccolte dai militari della Guardia di Finanza di Gela. Era un vero e proprio incubo lavorare dentro alcune serre della provincia di Caltanissetta. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Gela, che ha fatto scattare gli arresti domiciliari per il titolare dell'azienda agricola, che è accusato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro. I magistrati contestano all'imprenditore lo sfruttamento di 21 persone, fra italiani ed extracomunitari, che lavoravano in condizioni precarie per la raccolta di frutta e di ortaggi. Sono persone che versavano in uno stato di difficoltà economica. Si legge nel comunicato stampa del comando della Guardia Provinciale di Finanza di Caltanissetta: persone che non avevano un'occupazione stabile, accettavano condizioni di lavoro imposte dal titolare dell'azienda agricola, percependo paghe di gran lunga inferiori a quelle previste dai contratti collettivi. Con la misura cautelare per l'imprenditore è scattato il controllo giudiziario dell'azienda.